Adesso sì che siamo fritti. Gas! Gas! Tasmania, la 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 la. Germania, 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 la 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 la, la 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 la, Germania, Germania. Ci tengo a sottolineare che io non ho pronunciato parola contro il signor Fommilla. Ma non devi assolutamente prenderla così, Fay, dati i nostri rapporti. Che rapporti? Cosa intendi dire? Io non posso immischiarmi nei tuoi processi. Ho già abbastanza da pensare ai casi miei. Non mi sembri più tu. Io giudico in questo modo o in quest'altro modo se me lo si chiede. Ma devo almeno sapere cosa mi si chiede. Se non si sa questo non c'è più giustizia. Io non griderei tanto forte che non c'è più giustizia, Gol. Non intendevo questo. Volevo dire semplicemente quando ci sono certe contraddizioni. Non ci sono contraddizioni nel Terzo Reich. Ma certo, appunto, non pesare tutte le parole sul bilancino. E perché non dovrei farlo? Sono un magistrato. Io sono pronto a esaminare tutto quanto, purché si abbia la bontà di dirmi qual è la decisione che corrisponde agli interessi superiori. Se lascio all'ebreo il suo negozio, logicamente se la piglia come il padrone di casa, no, il socio. E se a provocare è stato il disoccupato, allora è il disoccupato, no, è Fommil che vuole. Non mi ci raccapezzo più. Ecco qui un caso molto interessante. Vi dimostra come la medicina, se rinuncia a indagare e a ricercare instancabilmente le cause riposte del male, scada a semplice empiria. Quel che farei se nasconde non solo ricucire e rispedire. Il paziente presenta tutti i sintomi di una nevralgia e viene a lungo curato di conseguenza. In realtà egli è affetto dal morbo di Raynaud, contratto lavorando come operaio addetto a macchine ad aria compressa. Si tratta dunque, signore, di una malattia professionale. Solo adesso è sottoposto alla cura adatta. Vedete dunque com'è sbagliato considerare il paziente alla stregua di un oggetto d'arredamento della clinica invece di porsi queste domande. Da dove viene? Come ha contratto la malattia? Dove tornerà una volta guarito? Quali sono le 3 cose che un buon medico deve saper fare? Primo? Interrogare! Secondo? Interrogare! Terzo? Interrogare! Professore! Appunto, interrogare. E quali domande fareste prima di tutto? Sulle condizioni sociali! Professore! Non dobbiamo avere paura di scrutare la vita privata del paziente, che molte volte purtroppo è assai triste. Quando un uomo è costretto a esercitare una professione che fatalmente rovinerà il suo fisico, quando un uomo insomma è costretto a morire di fatica per non morire di fame, sono cose che non si stanno volentieri ad ascoltare e che perciò non si chiedono volentieri. Vediamo. Contusione alle spalle e ai fianchi, ferite aperte al ventre, altri reperti? Sangue nelle urine! Diagnosi? Lacerazione al rene sinistro! Provvedere alla radioscopia. E l'origine della malattia! Professore! Che cosa hai indicato? Caduta da una scala! Caduta da una scala. Ma ha le mani legate! Professore! Capisco. Altro caso di malattia professionale. Si tratta di 2 vettori controvarianti arbitrari e di un vettore controvariante. Grazie ad essi si costituiscono le componenti di un tensore misto di secondo grado, la cui struttura sarà... Shh. Un momento.
Nel caso di materia allo stato di riposo, incoerente. Cioè non interagente mediante tensioni. E T uguale P, l'unica componente diversa da zero della densità tensoriale d'energia. E si crea in tal modo un campo gravitazionale statico, la cui equazione, con l'introduzione della costante di proporzionalità 8Tgx, diventa AF uguale 4' ROTP. Dunque, se si scelgono convenientemente le coordinate spaziali, la deviazione da C2 di T1 è molto piccola. È proprio uscito. Perché non dovrebbe essere uscito? Ma diluvia! Perché ti agiti tanto se il ragazzo esce? Che discorsi abbiamo fatto? Che c'entra? Da qualche tempo in qua ti controlli così poco. Non è vero che non mi controllo, ma se anche lo fosse, cosa ha a che fare questo col fatto che il ragazzo se n'è andato? Ma lo sai che ascoltano tutto! E allora? E allora, se andasse in giro a ripeterlo, lo sai quello che insegnano adesso ai ragazzi alla gioventù hitleriana? Gli impongono di riferire tutto! Mi sembra strano che se ne sia andato così senza dire niente. Ah, che assurdità! Vorrei sapere quello che ha potuto sentire. Ma lui lo sa quello che succede alle persone che si denunciano. E quel ragazzo che ha raccontato la faccenda del contrabbando, dicono che il padre sia ancora in campo di concentramento. Sapessimo almeno fino a che momento è rimasto qui. Ah, sono tutte assurdità! No, non mi sembra possibile che se ne sia andato così senza dire niente, non lo fa mai. Forse è andato da un compagno. Se è così non può essere che dai Mummerman. Adesso telefono? Mi pare che ti allarmi per niente. Sono la signora Fourquet. La signora Mummerman? Klaus Heinrich è venuto da loro? No? Allora non so proprio dove possa essere andato. Mi dica, signora Mummerman, la sede della gioventù hitleriana è aperta la domenica pomeriggio? Sì? Grazie mille, allora telefonerò lì. Cosa può aver sentito? Hai parlato del giornale? E quello che hai detto della casa Bruna potevi proprio risparmiartelo, lo sai com'è suscettibile su questo punto? Cosa ho detto della casa Bruna? Ma sì, ti ricordi benissimo che anche là c'è qualcosa che non va. Beh, ma questo non può essere preso per una critica. Qualcosa che non va, o come ho detto poi attenuando, qualcosa che non va del tutto bene, il che è già una cosa diversa. Ah, è molto diversa. Più che altro è un'osservazione scherzosa, un modo di dire popolare, quasi una frase idiomatica, che non significa granché. Poco più che se avessi detto che probabilmente vi sono delle piccole cose che, a voler guardare per il sottile, non vanno come vorrebbe il Führer, che si trattasse poi semplicemente di una probabilità. L'ho consapevolmente sottolineato, come ricordo benissimo, con l'espressione ci deve essere, o ci deve essere, serve ad attenuare l'affermazione, ci deve essere, non c'è. Non ti capisco! Pigliano i giovani in capo, gli ficcano l'idea di morire per ricchi. Morire è cosa assai dura, morire è cosa assai dura, morire. E guardano i pugni dei capi, paurosi di avere paura. Morire è cosa assai dura, morire è cosa assai dura, morire.